penso tu su di noi, mi vendi un sorriso tu se lo vuoi, cantare, sognare, sperare così. Su di noi gli amici dicevano no, vedrai è tutto sbagliato. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi se tu vuoi volare lontano dal mondo, portarti nel vento, non chiedermi dove si va, noi due respirando lo stesso momento per fare l'amore qua e là. Mi stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Adesso ci siamo, fai presto, ti amo, non perdere un attimo in più. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi se tu vuoi volare. Su di noi ancora una volta, dai, su di noi se tu vuoi volare ti porto lontano nei campi di grano che nascono dentro di me, nei sogni proibiti di due innamorati, nel posto più bello che c'è, lontano dal mondo, portarti dal vento, respira la tua libertà, giocare un momento, poi togliersi un contro per fare l'amore qua e là. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi se tu vuoi volare. Tutti! Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi se tu vuoi volare. Signore e signori, buonasera. Scusateci il ritardo. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi, le vostre fotografie, le vostre richieste. Questa sera non sono solo, ho il piacere di avere un amico qua alla mia sinistra. Signore e signori, Amedeo Grillo! Ciao Amedeo, Ciao Enrico, buonasera. buonasera a tutti. Scusate il ritardo. Vabbè, non è il ci film sta. di giovedì Troisi. Ci sta. Sono molto contento che sei qua, ma io voglio fare un grazie. esperimento con i miei amici a casa. Proviamo, perché questa cosa Pupo la fa sempre, perché dice che porta fortuna. Mi servono le vostre mani su, tutti a casa con le mani su, e proviamo a tenere il tempo insieme. Porta fortuna, eh? Anche il pubblico! Dai, tutti! Così, ancora! Dai a casa che fa bene! Na 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 na, noi solo noi, su di noi solo noi. Na 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 na, noi su di noi solo noi, su di noi. Na 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 na, noi solo noi, su di noi solo noi. Na 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 na, noi solo noi, su di noi solo noi. Na 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 na, noi solo noi, su di noi solo noi. Na 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 na, noi solo noi, su di noi solo noi. Buonasera! Questa è Casa Firetti, amici. Ciao Amedeo! Ci siamo già esauriti. Hai visto che inizio che abbiamo fatto? Assolutamente. Ci siamo fatti un po' attendere, ma abbiamo fatto un grande inizio. E poi quando canto Pupo, ragazzi, io quando canto Pupo, a me proprio, come direbbe qualcuno, mi piace davvero, mi dà una grinta. Sono le 20:13, siete pronti a scrivere le richieste, gli auguri, scrivere i saluti, ok? Tutte le vostre fotografie al 348 80 40 254. E quando c'è qua il mio amico Amedeo Grillo, voglio sempre fare un brano, perché a lui viene davvero bene. Per di più è un brano, non è Aeroplano degli 883, ma è La rondine di Mango.
Anche quello vola però. Ti vorrei, come sempre ti vorrei, notte fa mi penserai, ma tu che ne sai dei sogni, quelli sogni non li vedo, che ne sai, chissà che mi scriverai, forse un addio, o forse no, ma tu che ne sai dei sogni, nonostante tu sia la mia rondine andata via, se il mio volo a metà, se il mio passo da vuoto, dove sei, dove sei, dove sei, dove sei, dove sei, l'unico amore che vivrei, sai di vento del nord, sai di buono ma non Dio, stessa luna a metà, sei nel cielo sbagliato. Ciao Mango! Non lo so quanto tempo ammazzerò, mio libro io, non ti leggerò, baciandoti sulla bocca, lo scriverò un'altra volta, nonostante tu sia la mia rondine andata via, se il mio volo a metà, se il mio passo nel vuoto, dove sei, dove sei, dove sei, dove sei, dove sei, l'unico amore che vivrei, sai di vento del nord, sai di buono ma non Dio, stessa luna a metà, sei nel cielo sbagliato, ci manchi, ma nonostante tu sia la mia rondine andata via, stessa luna a metà, sei nel cielo sbagliato. E questa è la voce pazzesca di Amedeo Agrillo. Fare la rondine in tonalità originale, praticamente anche un po' da freddo, ragazzi. Mamma mia, che bello averti Non qui, è facile, Amedeo. ma si fa decisamente, è pesantina. Però Sì, gran, sì, gran sì, brano. sì, E poi sì. rivedere dietro di noi le immagini di Mango. Ha creato qualcosa di molto bello. Sono Mango, sempre un questi pezzi qua, piacere. 348 80 40 254 e anche il numero per le vostre richieste, come questa arrivata l'altra settimana.
Cantatela tutti con noi, tutti. Questa sera che non hai da fare e tutta la città è allagata da questo temporale e non c'è sesso e non c'è amore né tenerezza nel tuo cuore. Capita anche a te di pensare che al di là del mare vive una città dove gli uomini stanno già a volare e non c'è sesso senza amore, nessun inganno, nessun dolore e vola l'anima leggera. Sarà quel che sarà, questa vita è solo un'autostrada che mi porterà alla fine di questa giornata e sono niente senza amore. Sei il tuo rimpianto, il mio dolore. E come il tempo mi consuma, lo sai o non lo sai, che per me sei sempre tu la sola. Chiama quando vuoi, basta un gesto, forse una parola e non c'è sesso senza amore e dura legge nel mio cuore e sono un'anima ribelle. Ricordati di me, della mia pelle, ricordati di te come eri prima. Il tempo lentamente si consuma. Secondo te? Ha ragione, non c'è sesso senza Ma non c'è sesso senza amore, sì. ah no, né tenerezza nel tuo cuore, che raramente si innamora. Ricordati di me quando ridi o quando sei da sola, fidati di me, questa vita è questo tempo vola. Ma secondo me Lo dice, no? Che non ci si innamora, quindi Amedeo, non c'è sesso senza amore, dai, giusto. ma non è vero, ma siamo un po' più terra terra. Però mi sembra che lui l'ha detto giusto nella sua cosa, non c'è sesso senza amore. Poi ti dice la frase non ci si innamora perché? Proprio per quel motivo, perché si fa solo sesso, ma non va bene così. Ma non Ci va deve stare bene, ma l'amore nel sesso, ma stiamo scherzando? ogni tanto vuoi anche passare quei 10 minuti anche senza Ma tanti va? pensieri. Tu no? Amedeo, la sua Patti, no? Ci mancherebbe, no? D'altra parte cosa c'è di più bello? Quante figlie avete fatto insieme? Solo 2 ringraziamo. Solo 2, tutti. che ne Abbiamo hanno 5 fatti nipoti, quanti altri? 5, quindi già, grazie a Quindi te, l'amore non manca, allora, grazie a quei assolutamente. 4 secondi siete già in 7 in più, quindi bravo Amedeo, bravo. Salutiamo Patti, la grande Patti. Ciao Patti.
Sì, adesso andiamo avanti con un brano, perché quando c'è qua Amedeo, che dico sempre che è un po' la parte napoletana di casa Pieretti, non cantiamo in napoletano ma andiamo su un grande artista che io a fine anno andrò a vedere, sono in seconda fila, là tranquillo, beato. Me lo saluti da parte mia. Te lo saluto, certo. Mi dici che lui somiglia a me, però glielo devi dire. Glielo dico, promesso, perché arriva Gigi D'Alessio con un brano bellissimo. Per di più voglio raccontare una cosina, tanto ho tempo, su questo brano. Questo brano mi ricorda un momento molto difficile della mia vita. Ti spiego, ma velocemente. Io facevo karaoke, avevo 18 anni, Punto Gialla Cabrio, una meraviglia. E facevo karaoke in un localino qua sotto ed era un mesetto che arrivava sempre a cantare vicino a me una ragazza bellissima, molto più anziana di me, molto meno giovane di me. Avrà avuto io ne avevo 18, lei 35, 37, ok? Però veniva lì e mi guardava, mi sentiva cantare. Una notte mi fa: senti, vieni con me, io ho un alloggio a Pinerolo, vivo da sola, vieni a dormire da me. Immaginate un ragazzo di 18 anni, una ragazza di 35 che gli dice una cosa del genere. Io subito sono partito con la mia Punto Gialla Cabrio, bellissimo, dato lì, dormito da lei. E io mi ero preso bene, perché in quel mese si vedeva che c'era qualcosa, poi io mi innamoro anche molto facilmente. Sul pianerottolo il mattino seguente, lei si chiamava Stella, ho detto: senti Stella, ma cosa facciamo? Ci vediamo domani, dopodomani? Lei mi guarda e come fosse ieri mi dice queste parole: Enrico, guarda che tra me e te non ce n'è un oggi, non c'è stato un ieri e non ci sarà neanche un domani. Io sono salito sulla mia Punto Cabrio, credo di aver pianto da Pinerolo a Luserna, perché poi io sono anche abbastanza dalla lacrima facile. Oh ragazzi, ma ci sono rimasto malissimo, anche perché la prestazione era, vabbè, avevo 18 anni, che a 18 anni. Andiamo avanti, Gigi D'Alessio, dove sei? È meglio che cantiamo, dai. Però devo dire che la fantasia non ti manca, per quando c'è verità in tutto questo. Ci mancherebbe, ho detto solo. No, ti rimetto la canzone perché è già partita. Oh, te lo giuro, è tutto vero ciò che racconto qua, tutto. Senza lei il tempo sembra strisciare, passando più lento del solito. Ride, Senza lei chiamare un'altra mi sembra davvero qualcosa di stupido. Che vita inutile senza lei. Bevo fumando, poi mangio bocconi di piccole lacrime. Sono diventato, pensandoci bene, anche un povero diavolo. Se mi guardo allo specchio mi sento più vecchio in un attimo. Chissà se impazzirò, si può andare anche giù dal balcone e un calcio più forte al portone, ma non senti lo stesso dolore, quel sapore di morte nel cuore se tu non ci sei. Dove sei? Maledettissimo pezzo di stella cadente, hai colpito il mio cuore, lo sai. Dove sei? Senza di te nella vita magari le altre bastavano per sopravvivere. Dove sei? Se fossi stato un miraggio, la bolla d'amore scoppiava in un attimo e poi senza te mi regalavo un'eretti al momento di chi mi desidera. Potevo vivere così. Senza lei ho cominciato a vedere l'amore qualcosa di cinico. L'indifferenza è il vestito che metto ogni sera di solito. Ho quasi voglia di spegnere l'ultima fiamma dell'anima, ma poi s'arrabbia Dio. La mia febbre continua a salire, quanto male che sento nel cuore, ma ho paura, non voglio morire, sono solo un vigliacco d'amore che vive di te. Vai, Amedeo!
dove sei? E se fossi stato un miraggio, la bolla d'amore scoppiava in un attimo e poi senza te mi regalavo le reti al momento di chi mi desidera. Potevo vivere dove sei. In quell'anno, l'anno che raccontai prima, questa canzone fu la canzone più ascoltata in Luserna San Giovanni, perché io poi Cantavi sempre. stavo male e quindi con lo stereo che avevo nella mia appunto cabrio gialla Ho già capito. a palla io cantavo Dove sei, maledettissimo pezzo di stella, cadendo hai colpito il mio cuore, lo sai, ero disperato e quindi la imparavano, cioè proprio Luserna è diventata l'inno di Luserna San Giovanni. Oh Amedeo, sono stato anch'io un toy boy, cosa ti devo dire? Sono stato un toy boy per una notte, ben che sia. Lo dico adesso però ai tempi. Pubblicità, torniamo subitissimo, 3 minuti. Si assorbiscono un po' tutta sta cosa. Adesso faccio come si fa in radio. Il prossimo brano che ascolterete in diretta in Casa Peiretti è... Aveva un cuore che ti amava tanto, perché poi le registrano diversamente. Ditemi se è vero, nelle radio quel che c'è il disco che gira è quello. Comunque è una richiesta, una dedica dobbiamo fare alla nostra amica di Piscina. Aveva un cuore che ti amava tanto. Che me ne faccio se questo mondo mi lascia indietro? Avevo un cuore che ti amava tanto, che si è perduto per volerti bene. Io chiedo a te di tendermi una mano e di salvarmi se lo vuoi. È questo cuore che ti amava tanto, è cieco in questo mare di silenzio. Mi ha detto che si vive di speranza, se tu lo vuoi mi aiuterai. Dedicatissima Reitano, aveva un cuore che ti amava tanto. Per questo amore ti ho dato tutto. Avevo un cuore che ti amava tanto e non rinuncio a perderti per sempre. Io chiedo a te di tendermi una mano e di salvarmi se lo vuoi. È questo cuore che ti amava tanto, è ancora vivo e non sa più fermarsi. In questi occhi leggi la mia vita e si è perduta senza te. Alla voce Amedeo, going, a Grillo! È venuto bene, Simon. È Bravo, venuto bene. bravo, anche perché ti ho dato quel mesetto per prepararla, gliel'ho scritta oggi a 17, perché dovevo farla io, ma non mi veniva bene così, quindi quando l'ho sentita nelle prove ho detto bene, è il tuo Io mi brano. del fatto io, quell'estensione che c'ho io, che quando sono
tonalità un po' basse mi sembra sempre che sono in difficoltà. Don't worry, qua siamo in diretta, loro ci vogliono bene anche se quello lo so, ci stoniamo. mancherebbe, però, Anzi, insomma. più stoniamo e più ci vogliono bene, Ma vero? va. Non è vero, sto scherzando. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi, andremo a leggerli nel terzo tempo. Adesso voglio fare una domanda a lui e a voi nello stesso tempo. Tu credi al paranormale? A me è un mondo che affascina tantissimo, tu ci credi? Io sì. Sì. Raccontami qualcosa, cioè hai vissuto qualcosa nella tua vita di tanto paranormale? Non chissà vissuto, però io ho qualche momento della mia vita che vedevo gente in camera. Ti giuro, ma non, senza scherzare, questo devo Detta confermare così, mia moglie, insomma, fatti, che è vero. cioè, Vedi qualcuno che ti passa sotto. c'è tanti mariti che tornano a casa con la moglie e vedono gente in camera, ma non è questo. Non ricominciare a travisare. Dormendo in travaglio il sonno che sia, vedi qualcuno che ti guarda così, poi ti alzi, ti svegli e non vedi più niente. Però quello mi è capitato. Quindi ci credo volentieri. Andiamo a cantare un brano proprio che parla Paranormale. dei fenomeni che ci possono essere in una casa. Fate attenzione Quando siete da stanotte, soli. non che sia mai qualcuno mi viene a trovare. Scivola ancora come una signora pallida la notte nuova, che non si muova nulla perché sotto il tetto c'è un respiro che scende e prende e ti nasconde. Sentilo, è il rumore della casa vuota, sentilo, c'è qualcuno qui con te, ascoltalo, che presenza è è lo spirito immortale che si ferma. Qui sono rumori senza ragione, saranno fuori o dentro di me. La terra scricchiola, la porta cigola, giunge quella voce che non era al vento. Sono in cerca di pace e sono tutti in casa con me e non mi toccano, però mi parlano. Quando sono solo nella notte sento le persone che non si vedono mai. Non cercare delle spiegazioni, sono percezioni che conosci già. Conservale, non parlarne con nessuno, quella nuvola di fumo li nasconderà. Sentili, sono i passi della casa, muori senza ragione fisicamente. Tu li riconosci ma non hanno un volto, sono in cerca di pace e sono tutti dentro di te e non ti parlano, però ti guardano. Quando resti sola nella notte senti le persone che non si vedono. Se chiami non risponde, però non vanno via, come la riva senza sponde per la nostalgia. Hai visto che c'è Slimer dietro di noi? Sono in cerca di pace e sono tutti in casa con te e non mi toccano, però mi parlano. Quando sono solo nella notte sento le persone che non si vedono, le persone che non si spengono nelle vite che non finiscono mai. Buonanotte. Stasera cosa succede? Questa sera nessuno dorme. Qualcuno si mette con gli occhi a guardare qualcosa. Beh, succede. Guarda, io poi con due gatti in casa, rumori in casa mia ce n'è sempre. Il problema è quando senti rumori, tocchi da una parte c'è un gatto, dall'altra c'è un altro gatto, dico non ne ho tre, questo rumore non sono loro. Guarda che a me succede sempre, poi qua dentro. Ragazzi, 20:43 è arrivato il momento di un altro gran bel brano. Andiamo sul mondo musicale di Eros Ramazzotti con Un'altra te. Vai Amedeo.
Dove la trovo io? Un'altra che sorprenda me, un'altra te, Un guaio simile, un guaio simile, chissà se c'è un'altra te, con gli stessi tuoi discorsi, quelle tue espressioni che un altro ho visto cogliere non so, quei sguardi sempre attenti ai miei spostamenti, quando dal tuo spazio me ne uscivo un po', con la stessa fantasia, la capacità di tenere i ritmi indiavolati degli umori miei, un'altra come te, ma nemmeno se la invento c'è. Mi sembra chiaro che sono ancora impantanato con te ed è sempre più evidente. Certo che però dire impantanato, cioè va tutto bene, ma in una canzone così bella e romantica ci vai a mettere la parola impantanato. Canta. E mi manca ogni sera la tua gelosia, anche se poi era forse più la mia. E mi mancano i tuoi occhi che sono rimasti lì dove io li avevo appoggiati, quindi su di te. Mi sembra chiaro, un'altra come te, ma nemmeno se la invento c'è. Mi sembra chiaro che ancora sono ancora impantanato con te. Ed è sempre più preoccupante. E adesso noi non ci impantaniamo, non vogliamo impantanarci, no, neanche magari- voi non vi impantanate, fermi lì, non andate via perché altrimenti vi impantanate. Ma tu ti sei Oh, mai- vi impantaniamo. Ti sei mai impantanato No, nella tua vita? assolutamente. No? Io impano sì. le cotolette, magari. No, impantanato a me è successo in macchina tanto tempo fa. Sì, sulla spiaggia, tipo, non con sono la riuscito ad macchina. andare via. Pubblicità, torniamo subito con tutti i vostri SMS. SMS. Pubblicità. E adesso andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati fin qui 20:51. Ricordiamo che questa sera finiremo alle 21:08, quindi abbiamo recuperato il tempo perso insieme, amici. Vai Fabrizio! Eros, canzoni bellissime, sempre grata Luisa da Pavia. Ciao Luisa, grazie, che bel micione. Credo che quella sia una pubblicità di una birra, però bello il micio, sì. Complimenti ad entrambi, Amedeo ed Enrico, Tozio, Mango, se possibile sentire. Abbiamo fatto un bellissimo brano di Mango, forse il più bello, che è La Rondine. Abbiamo un contributo dalla regia con una diapositiva sulla triste avventura di Enrico, 18 anni. Guarda, esattamente così, esattamente così.
Per di più ho anche lasciato la macchina aperta, c'era un cantiere fuori, il muratore mi ha detto: ma scusa, ma hai lasciato le chiavi in macchina con la macchina? Sì, sono andato a dormire, vabbè, sei capito. Buona serata a voi tutti da Piero L'Alpino di Gressoneglia, Primavera, complimenti Enrico, e a voi tutti, è sempre bello sentirli con le stupende canzoni. Grazie Casa Peretti, grazie Piero. Grazie. E un abbraccio sempre a tutti gli alpini. Grazie, guarda, questo è il simbolo della primavera. Non credo sia una primula, ma è comunque un bel fiore. Io poi di fiori non me ne intendo, però è bello. Grazie. Che dire, siete fantastici. Dani da Alessandria. Grazie Dani, grazie. Bellissimo inizio di serata, Medeo a Grillo. Per te ti basta? C'è neanche per Enrico. Patti 60. Cos'è quella roba lì? Il gatto di patate. Il gatto con le patate, buono, bravo. No, il gatto. Cosa? Il gatto? Gatto. Ah, il gatto. Solo le Scusa, patate. ho sbagliato. Vai, leggi il Che messaggio. facciamo? Cosa c'è? Ciao Il Enrico. gatto, facciamo il blasone. Ciao Enrico, bravissimo. Per ieri con i Queen volevamo chiederti, vorrei incontrarti fra 100 anni. Enrico non di sicuro. Girone e Tosca, quando puoi. Va Un bene. abbraccio, Laura e Angelo da Mondovì. La mettiamo in programma, magari già anche domani sera, altrimenti la prossima settimana. Grazie Laura, ciao. Grazie Laura, ciao Angelo. Non c'è sesso senza amore. Ricordalo Enrico. Un saluto da Gisella, quasi settantenne. Se lo Hai dice... visto che c'aveva Va bene, ragione guarda, io. se lo dice Gisella ci credo. Per me non è vero, però se lo dice Gisella posso provare a cambiare idea. Ciao Amedeo, finalmente ti fai sentire di più. Bravo e buona serata, bravo anche Enrico. Saluti da Rosalia. Ciao Rosalia. Rosalie. Eh sì. Un saluto da Beppe da San Damiano d'Asti. In vacanza ad Aosta. Bella Aosta, ricordo la montagna. Bravo Beppe, guarda che bel fiel. Guarda che bell'om. Legga. Stasera Enrico sei più splendente della tua giacca. Sempre con affetto dal trio di Armeno. Un saluto speciale anche ad Amedeo. Grazie. Splendido, splendente. Grazie davvero. Bravi tutti e due. Amedeo il top. Saluti da Franco, Luca, Diego da Torino. Ciao Franco, ciao Luca, ciao Diego. Grazie. Un bacione ragazzini. Belli che siete. Buon inizio di canzoni, grazie per la compagnia. Ciao da Elena. Ma io dico, ciao, con tutte Elena. le cose che uno può scrivere, no? La nostra amica Elena, buon inizio di canzoni, ciao per la compagnia. E da 3 anni che lei ci manda lo stesso messaggio. Ci fa piacere, ma scrivici anche magari la ricetta da carbonara. Scrivici, non lo so, a che gradi va il pollo nel forno. Perché, vabbè, comunque sia, grazie. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico Peretti, Amedeo Grillo, siete grandi. Buona serata da Antonio Primiceri di Ciao Rivalta di Antonio, Torino. buona serata anche a te, grazie. Vedi, lì ci stavano facendo una rapina, no? Eravamo tutti e due, c'era uno dietro, non l'avete visto. Vabbè, andiamo avanti. C'è poco da non ci abbiamo da dire qua. No, poi perché guarda, c'è niente da prendere. Bravissimo Enrico, con Su di noi di Pupo. Che effetti, complimenti, un saluto da Fabrizio di Quarone, Simone di Borgosesia. Potresti fare Bocca di Rosa di Fabrizio De André, grazie. È un brano complicato perché è velocissimo. Vedremo di metterlo in programma per le prossime puntate. Anche questa sera presenti Mauro e Roberta da Rivalta. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Salutissimi a voi, domani giornata di mercato sia Luserna che Torre Pellice. Speriamo di incontrarci e farci un buon caffè. A voi tutti un buon proseguimento di serata Toto Flash. Io Toto Flash domani ho l'appuntamento dal parrucchiere. Sono combattuto se tagliarono i capelli lunghi dietro. Non lo so, però comunque sia l'appuntamento lì e poi si vedrà. Visto che c'è Amedeo, volevamo ringraziarlo per l'altra sera con l'omaggio del grande Pino. Bravissimi. Ciao Laura e Angelo. Grazie Laura, grazie Angelo. Io l'ho rivista la puntata su YouTube, hai cantato ma veramente bene, col corazon. Ciao Enrico, grazie a te Amedeo per aver cantato Mango, è uno dei miei cantanti preferiti, viva Casa Peretti, lo dice Robby. Grazie Robby, grazie. Ciao Robby, grazie a te. Grandi come sempre, un abbraccio da Luserna, Fabi e Nico. Un bacione ragazzi. Ciao Fabi, ciao Nico. Legga. Ciao Enrico, a te si perdona tutto. Amedeo con la sua rondine non hai È vero, non ha idea nulla. di quello originale. Ti ringrazio chiunque tu sia perché non sei filmato. Comunque va bene, ti ringrazio. Confermo. Lo accetto volentieri, assolutamente. Confermo, sì. Nel frattempo la regia mi sta scrivendo, vediamo cosa mi scrive. Un super saluto dal piccolo Michele di Barge al grande Amedeo, ovviamente grazie Enrico per le belle serate che ci offri sempre. Miru da Barge, Bacione ciao grande Michele, ciao, grazie. Ciao Miru, grazie. Abbiamo tanti eventi a Barge, vienici a trovare, Uno a metà mese con raduno delle Ferrari, saremo presenti con le telecamere di Rete 7. Ciao Enrico Amedeo, spettacolo. I brividi con il brano di Mango. Saluti da Margherita e Luigi da Vigone. Grazie. Ciao Margherita, Questo ciao è il nostro Luigi. piacere, regalare emozioni.
Anche perché noi ci emozioniamo. Se noi ci emozioniamo regaliamo. Se invece cantiamo un brano, tanto così per cantarlo, ma a casa lo si capisce. Assolutamente Lo si no, capisce. giusto. Sempre Miro Di Bargi. Oggi sono 18 anni che io e Mary stiamo insieme. È il nostro anniversario. Auguroni, allora, augurissimi. Auguri, grazie. Sì, va bene regia, va bene. Se non sono le 21.08, 21.05 va bene lo stesso. Buona serata Perettini, un'altra bella serata con la musica di casa. Peretti, un abbraccio a tutti i presenti. Ciao Cheluccina, zio Chelu. Ciao zio Chelu da Charlie. Salutiamo Cheluccina, lo zio Chelu, Charlie. Ricordo che domani sera, come tutti i venerdì, ci sarà qua Alessia Luciano. Ci saranno qui Alessia Luciano. Amedeo piccolo ma grande. Saluti a voi casa Peretti. Piccolo ma grande. Bella questa Questo cosa. mi piace. Mi piacerebbe sapere anche chi manda perché non riescono a firmarsi. Non importa, ma è bello. Si accetta volentieri, grazie. Ciao Enrico Amedeo, spettacolo, i brividi con il brano di Mango, saluti da Margherita Luigi da Vigone. Salutiamo Margherita Luigi da Vigone. Confermiamo? Sì, vai regia. Va bene, non è un problema. Andiamo a cantare se è cantato, adesso andiamo a leggere l'affetto dei nostri amici a casa. Canzone stupenda, mi sono commossa. Ciao, potrei ascoltare Celeste Nostalgia. Grazie Ilaria di Cocciante. Bella, prossima volta che c'è Amedeo, la sai? La sa. Quindi Ilaria, prossima volta Celeste Nostalgia. Cari amici di Casa Peretti, ciao Amedeo e Enrico, vorrei se potete farmi sentire Quanti amori di G. Alessio. Grazie mille Enrico da Teniamo Collegno. presente anche questo. No, la faccio domani. Te la canto io domani, va bene? Magari iniziamo la puntata con un brano bellissimo. Quanti amori, buonasera e bravi di più Enrico e Amedeo. Mi cantate Mai più senza te di Pupo, vi ringrazio tanto. Micchi da Novara, io di Pupo ne conosco tante, questa non la conosco, stasera andrò ad ascoltarla per la prima volta e dammi un po' di tempo. Ciao Enrico Peretti, ciao Amedeo, vi ringrazio per aver eseguito la mia richiesta di questo cantante molto bravo e appassionato. Buona serata e grazie di cuore Renate da Piscina. Ciao Renata. Grazie di cuore, davvero, grazie. Ciao, viamo, è possibile sentire chanson? Ego Trantic. No, te lo dico io. Ego Trantic. Vabbè, Alice. Vabbè, la sai? No. Non sapevo neanche il titolo. Grazie, non so se ti chiami Alice o Alice era il brano, comunque grazie a prescindere del Viamo, siete bravissimi. Visto che oggi è il mio marito, facciamo 15 anni di matrimonio, potete cantare Tu a fin du moon di Angelo Famà. Tu sei a fin du moon. Cos'è? Battantuono? Cos'è? Eccezionale veramente. No, è una canzone di un neomelodico napoletano. Dai. Ah, credevo fosse di... Io credo nel paranormale, ma è un po' lungo da spiegare. Ti dico solo che sono un sensitivo. Enrico da Collegno. Ciao Enrico, Ciao, grazie. Com'era il titolo di quella? Tu sia a fin du moon. Bella però. Amici miei, sono Andrea di Ferrere d'Asti. Con le vostre canzoni rallegrate le nostre serate, sempre connessi con voi. Bravo Andrea. Dillo a Ferrere d'Asti domani, così aumentiamo l'audience. Auguri ad Eric per i suoi 15 anni, mamma Miriam e Alessio. Viva i babei. Ciao mamma Miriam. Ciao Alessio e tanti auguri ad Eric. Amedeo sei fortissimi. Ciao Maurizio da Villa d'Ossola. Grazie Maurizio. Ma quanti siete stasera ragazzi? Ma che bello! Ciao grande, sei il migliore, Ivan da Macello. Salutiamo anche Ivan e salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando grazie. e ascoltando da Macello. Io pensavo che abbiamo iniziato la puntata con 8 minuti di ritardo, magari qualcuno ha cambiato canale, invece no, siete rimasti tutti ad aspettarci. Grazie. Ciao Enrico, mi saluti il Peo Miliggia e il mitico Paschi di Torre Pellice. Allora salutiamo il Peo Miliggia e il mitico Paschi e tutta Torre Pellice. Grazie di essere all'ascolto. Ciao Enrico, ecco vedi, ti sei impantanato a 18 anni, Milena. No, ma mi sono impantanato anche prima. Quello era un aneddoto. Potrei scrivere un libro sui disastri che ho combinato. Ciao Milena, grazie. Magari lo scrivo. Per il paranormale io credo che qualcosa intorno a noi, qualcosa ci sia, lo dice Miki da Novara. Sì. Che ci accompagna nella vita. Secondo voi lui è un essere umano? Ma che bella idea. Ma Amedeo con la voce che ha non è di questo pianeta. Siete sempre bravissimi. Ci vediamo domani mattina al mercato di Luserna. Luciano di Brandizzo. Ciao Luciano, di sicuro ci vediamo domani mattina, dai. Ciao Luciano. Per un saluto magari. Ciao tutta Brandizzo, sono le 20:01. Abbiamo ancora tempo di fare un brano proposto da mio babbo oggi, che era lì fuori che lavorava. Sì. Stava ascoltando una radio, non posso dire quale, ma stava ascoltando una radio. Mi fa: senti questo brano che bello, me lo fai stasera? Come faccio di no a babbo? Anche mi paga, quindi dopo passo a prendere 50 euro.
Facciamo 25 a testa. No, è mio. Te l'ha chiesto, l'ho dato io il tuo. Canta tu. Egoista. Camminando una notte d'estate ho sentito una voce lassù. Sono sola, diceva, più sola di te. Te ne prego, vieni da me. L'ho guardata ma c'era del buio, mi sembrava più bella che mai. Ho salito le scale e il cuore batteva, la sua porta si è aperta per me. La luce si è spenta, la mano tremava, avevo paura d'amarla. Quella notte ho provato cosa e mai più provo. Se l'amore è una stella d'argento, quella stella si è accesa con lei. Io l'ho amata una notte soltanto, però è una notte che non scorderò. Tutti. Era bella, era bella, era bella, era bello restare con lei. Era giusto essere liberi e amarsi così. Che ci importa del mondo, che importa la gente, che importa soffrire, che importa morire. Era bella, quella donna era bella per me. Signore e signori, ha cantato in un modo strepitoso questa sera il vostro amico Amedeo Going Agrillo! Grazie a tutti, grazie. Grazie alla fantastica regia, perfetta come sempre del Fabrizio, del nostro Fabrizio. E se volete rivedere questa puntata 21:30, canale 83 Video Nord, tra meno di mezz'ora. Domani, come ho detto prima, qui Alessia Chelucci e Luciano Bianchini con la sua chitarra rossa. Sarà un'altra bella serata di musica. E mi raccomando, restate sintonizzati sempre sulle emozioni di Casa Peiretti. Grazie a tutti! Ciao Enrico!